allora eccoci qua, tornati in studio, seconda parte di questa puntata di TV7 Match che, Ermanno, come dicevamo prima della pubblicità, dedichiamo alla sanità. Il Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo detto più volte, è un grande malato, ma soprattutto parliamo di quella che è la situazione di chi lavora anche nella sanità, perché i medici sono tornati ad annunciare uno sciopero, così come è stato anche in passato, e il 20 di novembre ci sarà una giornata di agitazione per tanti problemi che affliggono la sanità italiana, in primis ad esempio il mancato rispetto, tra virgolette, del programma di assunzioni che erano state annunciate e che poi si scopre sono procrastinate nel tempo, mancano fondi, insomma problemi che si trascinano da tanto tempo e che non vengono risolti, e le solite promesse, tra virgolette, della politica che non vengono mantenute. Allora, noi abbiamo affrontato più volte, ricordo ancora, parlo di 20 anni fa, che abbiamo fatto una delle prime trasmissioni sulla sanità, non è cambiato nulla, anzi è peggiorato. Allora, è quello che noi vogliamo fare oggi. Sicuramente noi non saremo in grado di risolvere nulla, salvo dare conoscenza ai nostri telespettatori di quello che sta succedendo e i responsabili di questo. Allora, ci sono messi tutti i governi a rovinare la sanità. Oggi siamo arrivati a un punto estremo, probabilmente andremo peggio anche il prossimo anno e quello successivo. Il problema è cambiare rotta. C'è un progetto di privatizzazione della sanità. Ecco cosa vuol dire? Vuol dire che con i nostri soldi andiamo a pagare delle aziende private che faranno la stessa cosa degli ospedali pubblici e andranno in concorrenza. Gli ospedali pubblici non daranno più quei servizi che devono dare per carenza di personale e mille altre motivazioni, di conseguenza c'è un'inversione di marcia che va a vantaggio di pochi a svantaggio di tutti quelli che sono i malati o futuri malati che dovranno agevolarsi. Allora dobbiamo pensare che tutti noi paghiamo regolarmente delle tasse per sostenere la sanità, però questa sanità non viene sostenuta invece dai governi, che questi soldi li impiega in altra maniera, e soprattutto c'è una questione che anche la gestione della sanità deve essere controllata, perché anche quella fa acqua da tutte le parti. È un problema complessivo, abbiamo parlato prima delle carceri, diciamo che questo è il 2.0. Di questo naturalmente abbiamo due persone che da anni si battono perché la sanità cresca, che si sviluppi in maniera positiva nei confronti dei malati, va bene, e che smettano, perché c'è una percezione negativa della cura del medico, per cui si crea anche violenza nei confronti degli operatori sanitari, e questo non è giusto, perché l'operatore sanitario rischia la propria immagine, perché la malattia viene affrontata dal medico, ma l'esito della malattia naturalmente ricade sulle professionalità di quello che lavora e che opera, eccetera, e non solo, ha grandissime responsabilità. Di conseguenza non possiamo portare questo settore della vita pubblica all'esasperazione, e con noi abbiamo due esperti che ci aiuteranno a capire meglio, e lo ripetiamo sullo stesso tema, perché repetita iuvant vuol dire che gutat cavat lapidem, cioè anche una goccia può scavare una pietra. Certo, presento gli ospiti che sono con noi, che ci aiutano ad approfondire questo tema così importante. Saluto qua in studio il professor Giampiero Avruscio, buonasera. Buonasera. E grazie per essere qui con noi. È un angiologo, è segretario dell'Ampo Ascoti di Padova. E saluto in studio, ringrazio per essere qui con noi il dottor Luca Barutta, buonasera. Buonasera, grazie. Dottor Barutta, grazie anche a lei di essere qui, segretario regionale di ANAO Assomed, appunto del Veneto, che è una sigla di categoria appunto dei medici. Uno sciopero peraltro, Ermanno ha annunciato praticamente da tutte le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori, tra virgolette, del settore ospedaliero e medico, che dà un segnale nuovamente di un grande disagio sostanzialmente.
No, non è disagio, è una rotta di collisione. Cioè, noi 10 anni fa parlavamo della carenza di medici, della impossibilità di studenti di avere la libertà di specializzarsi, e invece venivano, diciamo, quello che succede, vengono, diciamo, controllate le iscrizioni e vengono controllate poi anche numericamente anche le specializzazioni, e questo non è giusto. Ci vuole la massima libertà di entrare nel settore poi chi sarà più bravo farà strada e gli altri stanno indietro. Questo deve esserci delle regole che selezionano le persone, ma io non posso uno studente del liceo fargli un esame se sarà idoneo a medicina o non sarà idoneo a medicina. Come faccio? Qual è il metodo per classificare una persona in un settore così particolare dove lui praticamente non sa quasi nulla? Come faccio a selezionarlo? Io lo seleziono quando avrà la laurea, gli darò un voto, lo classificherò, avrò un giudizio e poi lo porterò alla specializzazione. Ma poi chi seleziona i medici sono i pazienti. E allora la carenza dei medici in questo momento è determinata dal blocco delle specializzazioni fatte a suo tempo, e ne abbiamo parlato 10 anni fa, quando ancora si intuiva che tra poco succederà questa cosa. È successa, nessuno ha mosso un dito e continuiamo ad andare in questa direzione. Non solo, ma i nostri studenti, se vogliono fare carriera, devono andare all'estero. Ma dov'è questa teoria? Cioè noi spendiamo miliardi per diciamo, specializzare e aiutare dei giovani a crescere, e poi questi non gli diamo l'opportunità di potersi essere impegnati nelle nostre strutture. È tutto un assurdo, e di questo assurdo appunto lascerei la parola a Giampiero Abruscio. Prego. Grazie, vede, ha sottolineato bene alcuni dei problemi fondamentali, ma io direi che il numero chiuso è una parte del problema, non è, secondo me, il mio modesto parere, sì, il problema, perché vede, si parla di carenza dei medici, ma la carenza dei medici però è nel sistema sanitario nazionale, sì, perché di medici invece ce ne sono tanti nelle strutture private convenzionate, all'estero, nelle cooperative, a gettoni, nella libera professione. Quindi questi medici si trovano, quindi vuol dire non è che sono medici italiani laureati, specializzati, non si trovano nel pubblico. Allora uno deve chiedersi perché nel sistema sanitario nazionale della dipendenza non si trovano questi medici, soprattutto in alcune specialità più da trincea come quelle dell'emergenza, il pronto soccorso, l'anestesia e rianimazione, però si trovano quando tu, per esempio, dici beh, privatamente in libera professione vieni dove sono remunerati anche per una notte di guardia anestesiologica da 1.000-1.500 euro a notte di guardia, mentre uno nella dipendenza pubblica prende quei 3.000-3.500 euro al mese. Ma non è solo un problema di stipendio, di valorizzazione, un problema più generale di qualità della vita, del nostro ruolo, che il nostro ruolo e la nostra professionalità è andata nel tempo sempre più come dire, svalorizzata, per cui io credo che ci voglia come dire, un salto di qualità, quindi non pensare solamente allo stipendio, alla valorizzazione stipendiale, perché non è solo quello, ripeto, ma è una valorizzazione più a 360 gradi. Mi spiego, durante il Covid, no, i medici hanno avuto quest'alone, no, quasi tra virgolette di beatificazione, no? Subito dopo il Covid, no, come si dice, abbatto lo santo, passata la insomma, cosa è successo? È successo che i medici sono stati aggrediti verbalmente, anche insomma, fisicamente, come se l'organizzazione della sanità dipendesse dai medici e dagli infermieri, perché siamo il front office, no? E allora il disagio si ripercuote subito su chi trovi, ma non siamo noi a organizzare la sanità, non siamo noi la politica sanitaria, noi siamo gli operatori della sanità.
E certo, abbiamo anche una nostra responsabilità, perché come sindacati, insomma, possiamo dire la nostra, e quindi noi guardandoci allo specchio, almeno questo è il mio parere, poi so che insomma molti non sono d'accordo, ma anche questa parcellizzazione che abbiamo tra territorio e ospedale, perché il territorio è gestito da medici liberi professionisti, convenzionati, in ospedale i dipendenti, e nel territorio abbiamo i medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali, pediatri liberi a scelta, guardia medica, tutti liberi professionisti convenzionati. È chiaro che quando, dato che i contratti si fanno a livello nazionale, ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino, è chiaro questo, però si perde di vista, secondo me, quello che è l'unicità del paziente, che sia sul territorio o all'ospedale, il paziente è sempre quello. La laurea che noi prendiamo è sempre quella, usciamo tutti dalla stessa università, però nel mondo del lavoro poi ci dividiamo, e allora questo secondo me è una cosa che serve anche, cioè che pesa, ecco, sull'unicità del paziente e anche sulla nostra forza per farci sentire. Guarda, a nessuno piace fare sciopero, perché soprattutto nel nostro mondo lo sciopero vuol dire insomma, creare disagio a pazienti che magari aspettano la visita. Chi fa sciopero rinuncia anche a quel giorno, come dire, di remunerazione, quindi si arriva proprio allo stremo, ma noi arriviamo allo stremo non adesso, perché vede, a me un po' viene un po' quando, perché dato che sono anni, sono passati tanti governi, no? Allora chi all'opposizione dice è colpa della maggioranza, poi dopo vanno in maggioranza e viceversa, poi dopo dicono è colpa, no? Allora si scambiano queste cose, però nulla ha fatto niente. Ci vuole una riforma, una rivoluzione in cui, come è scritto nei documenti, il sistema sanitario nazionale pone al centro il cittadino. Deve essere un dato di fatto, non un dover essere, non un programma che non si attua, perché al centro oggi in verità abbiamo l'organizzazione sanitaria, abbiamo le varie categorie al centro, ma non il cittadino. E qui la vera rivoluzione. Quando io dico non occorre aumentare lo stipendio, basterebbe per esempio che chi lavora nella sanità, io faccio sempre questo esempio, il pane, che è un alimento fondamentale, ha una tassazione del 4%. Se uno vuole il whisky, che è invece un alimento voluttuario, la tassazione è del 22%. Bene, allora chi lavora in sanità dovrebbe avere meno tasse da pagare. Certo. Perché non si aiutano, per esempio, faccio un esempio fra i tanti, no? Le donne, le persone che sono in gravidanza, asili nido da costruire negli ospedali per favorire per esempio agevolare i figli nella scuola dei dipendenti della sanità. Cioè ci sono moltissime cose che si possono costruire per far crescere il ruolo e l'alone dello Stato intorno a questa categoria in maniera tale da renderlo attrattivo, perché il problema oggi del sistema sanitario nazionale è che non è attrattivo per i medici. Allora i medici preferiscono fare il loro lavoro, espletare la loro professione al di fuori del sistema sanitario nazionale. Certo, grazie. Intanto questo, diciamo ai nostri telespettatori, è una delle chiavi di lettura dell'attuale crisi, perché è importante capire i motivi della crisi e chi l'ha scatenata questa crisi, cioè l'indifferenza della politica degli ultimi 30 anni. Allora, invece bisogna entrare di prepotenza in quella che è la realtà. Luca Barutta. Sì. Qual è la realtà che bisogna affrontare e dire le cose vanno spiegate in una certa maniera, vanno fatte in questa maniera? Ci sono dei cittadini che stanno aspettando da mesi di essere visitati e non possono farlo se non pagando in prima persona, quando hanno già pagato contributi e tasse che servivano a tenere in piedi la sanità. Allora, perché succede questo? Perché non abbiamo un'alternativa? Perché non diamo dignità a quella dignità che avevano i medici una volta? Ma, il professor Avruscio ha descritto molto bene le basi della problematica che il Servizio Sanitario Nazionale affronta in questo periodo, che non è di ieri, ma ha le sue radici negli anni passati,
Diciamo che la rivoluzione possiamo prenderla come localizzarla nel momento in cui viene deciso che le vecchie USL, Sì. unità sanitarie locali, vengono trasformate in un sistema aziendale, quindi con una condizione di valutazione più basata non sugli aspetti organizzativi e di servizio, ma su aspetti di tipo economicistico, di bilancio. Questo è, a nostro avviso, il principale momento in cui il servizio sanitario inizia a cambiare rotta e a iniziare ad avere difficoltà. Difficoltà che si manifestano poi nelle ricadute nel proprio personale. Il personale non viene più valorizzato, non viene più valorizzato per quello che lui fa, sia esso medico, sia esso infermieristico. Non viene valorizzato, possiamo anche parlare da un punto di vista economico, ma non è solo questo, è anche nell'aspetto professionale, di crescita professionale. Questa non valorizzazione porta progressivamente ad una manifesta fuga del personale medico e del personale infermieristico. Prima è stato citato che la quantità di medici presenti in Italia è notevole. In effetti noi eravamo in percentuale, in base a 1000 abitanti, avevamo una concentrazione di medici superiore alla media europea, notevolmente superiore. Ci siamo avvicinati, ma siamo sempre sopra. Tuttavia abbiamo il personale all'interno degli ospedali che è in drammatica carenza. Drammatica carenza che trova la sua motivazione nel quello che viene chiamato comunemente il clima aziendale, quindi la forma di attrazione di un lavoro benevolo all'interno, di una crescita professionale interna, per cui il medico ospedaliero, ma anche l'infermiere, non trovando più questa, trova soddisfazione nell'essere fuori dal servizio nazionale, dagli ospedali, essere libero professionista, quindi decidere non solo l'aspetto economico, e non è la cosa principale, ma fondamentalmente decidere qual è il suo tempo vita. Quindi quanto posso io dedicare al lavoro e quanto posso dedicare a me stesso e alla mia famiglia. Questo sono il paradigma che sta spostando la situazione del personale infermieristico o medico all'interno dell'attuale servizio sanitario pubblico. Cosa fare? Beh, diciamo che è difficile fare adesso qualcosa sperando di riportare in auge tutto il sistema in breve tempo, perché la gran parte dei buoi, come si suol dire, sono scappati, sono rimasti pochi all'interno delle stalle, sono i migliori, forse, sono quelli che non hanno avuto la possibilità di uscire, forse. Abbiamo anche un altro aspetto che citava il professore prima, che è un passaggio di tipo di genere. Una volta il medico era medico maschio, Sì. Adesso prevalentemente è superata la presenza del personale medico femmina. Sì. Non è corretta, ma mi viene in questo momento il termine così. Però questo vuol dire che è cambiata la generazione e le esigenze sono cambiate. Una donna non può stare, lo può fare, ma ha anche altre esigenze e dobbiamo prendere in considerazione anche questa. La sanità deve cambiare il suo modo di vedere l'attività e come viene svolta all'interno degli ospedali, ma deve prendere, a mio avviso, abbandonare una visione prevalentemente, come dire, di tipo aziendalistico e intraprendere invece una missione più degna della sua funzione di servizio per la collettività. Questo è, a mio avviso, il primo passo che uno potrebbe avere e ottenere per migliorare le condizioni. Lo stiamo facendo? La politica lo sta facendo? Beh, in questo momento direi di no. La politica in questo momento si sta dedicando ad altro. La politica sta dedicando a un servizio che sarà più propenso verso una posizione assicurativa, una posizione privatistica,
forse in un modello simile a quello americano? Può essere, non è cosa. Di certo quello che sta soffrendo in maniera impressionante è il servizio sanitario pubblico, sì. L'ospedale pubblico, e soffre anche perché le indicazioni e, come dire, le promesse dell'attuale ma anche dei precedenti governi, perché non è di ora il problema, è radicato nel tempo, anche le promesse non vengono mantenute. Certo. Allora, i problemi che sono stati presentati i problemi di carenza d'organico, quindi di trovare un modo per portare e riattrarre il personale sia medico che infermieristico all'interno degli ospedali. Per poterlo fare è necessario riorganizzarlo, ma è necessario anche investire economicamente sugli ospedali. Certo. Di certo con quello che è stato presentato dalla finanziaria attuale non è sufficiente e, come è stato detto prima, viene rimandato tutto agli anni a venire. Ma il malato è adesso, non è domani. La situazione critica del servizio sanitario, che è un malato grave, al livello della indigenza e della incapacità forse di uscirne, è ora, sì. Non l'anno prossimo o nel 2030 o nel 2036. Sì, però i tempi di esecuzione del cambio sono molto lunghi. Certo. Perché io devo aspettare delle generazioni che vengano a supplire quelle che sono le carenze attuali. Certo. Di conseguenza è un problema su un altro problema, e che però non c'è predisposizione a risolverlo in questo momento. Lo chiudo. Prego. Lo chiudo dicendo sì, però noi abbiamo un numero enorme di personale specialista, sì, a cui abbiamo speso, come diceva lei prima, molti soldi per formarlo, che è emigrato all'estero. Francia, Germania, Inghilterra, paesi arabi stanno reclutando in maniera molto massiva il personale, certo, sia esso medico, sia esso infermieristico. Certo. Questo è il problema. Allora, noi spendiamo veramente cifre importanti e il calcolo è che noi stiamo regalando per ogni medico che va via una Ferrari all'estero. Esatto. Questo è il costo. Ma non stiamo facendo nulla per riattrarli. Non solo, ma perlomeno avere un vantaggio di qualche genere, cioè uno scambio. Questo non l'abbiamo. Noi stiamo regalando intere generazioni. Certo. Parliamo di persone che hanno studiato 30 anni. Certo. Perché un medico, quando si è specialista, alla fine diventa specialista a 25, 26, 27 anni, non prima, perché certo, chiaramente il percorso. Abbiamo un costo anche delle istituzioni scolastiche che è enorme, e certo, noi queste persone le destiniamo all'estero ed è oro colato. Prego. Noi esportiamo moltissimi medici, moltissimi infermieri, ne importiamo pochissimi. Il motivo ci sarà che noi non riusciamo ad attrarli, neanche gli esteri. Sì. Questo è il costo. Bene, allora partiamo con un contributo e poi approfondiamo meglio. Sanità pubblica, addio. Saltano le assunzioni. Salta il piano assunzioni e vengono ridimensionate varie misure. Alla sanità italiana arrivano una serie di piccoli finanziamenti per tante voci, ma non c'è un intervento realmente strutturale per il 2025 nella manovra economica del governo. E i medici ospedalieri e gli infermieri, a poche ore dalla presentazione del testo, hanno annunciato uno sciopero per il 20 novembre perché ritenuto penalizzante. Del resto i soldi che inizialmente sembravano disponibili per il Fondo Sanitario Nazionale, cioè 4 miliardi e 700 milioni di euro in più del 2024, sono diventati 2 miliardi e 400 milioni, esattamente la metà. Nella manovra infatti si parla di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato, incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025. Ma parte di questa cifra dovrà essere utilizzata per
per pagare il contratto dei medici. È una manovra piccola che tra l'altro viene fatta nell'anno in cui si vede un aumento preoccupante della spesa farmaceutica di oltre il 15%, che significa tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro. Solo la spesa per comprare medicinali si mangerà quindi un bel pezzo del fondo. Per il piano assunzioni annunciato dal ministro Schillaci, che avrebbe dovuto in un triennio portare nel sistema sanitario 30.000 professionisti, non ci sono quindi risorse. Le assunzioni rientrano nel piano di investimenti biennale, verranno quindi effettuate forse nel 2026. I sindacati di categoria ANAO Assomed, CIMO Fesmed e Nursing Hub, che insieme rappresentano la gran parte degli ospedalieri e degli infermieri, hanno annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore per il prossimo 20 novembre. I 3 sindacati parlano di smantellamento del sistema sanitario nazionale e lampante privatizzazione della sanità, spiegando che l'aumento di 1 miliardo e 300 milioni del fabbisogno sanitario nazionale del 2025 sia ben distante dai 3 miliardi e 700 milioni annunciati e non è sufficiente a ridare ossigeno a un sistema sanitario nazionale già boccheggiante. Insomma, si sta facendo di tutto per spingere i medici ad abbandonare la sanità pubblica. Inaccettabile, secondo le sigle sindacali, continuare ad illudere pazienti e professionisti della salute con mirabolanti promesse per poi ritrovarsi praticamente nulla in mano. Sono stati dimezzati i fondi, quindi come si fa a fare una svolta nella sanità quando non ci sono i soldi? E allora chi giova questa operazione? Questa è la domanda che viene fatta. E perché costringiamo dei professionisti a lasciare il lavoro per avere l'unica possibilità di contestare questo tipo di manovra e restare a casa per un giorno a danno anche dei malati, e non perché sono a loro vantaggio, ma loro sono le vittime che si ribellano anche a vantaggio dei malati. In questo momento lo sciopero è a vantaggio dei malati, non dei medici. Prego. Vede, quando più il sistema sanitario è debole, è fragile, e più si insinua e cresce il privato. Questo l'abbiamo visto proprio negli anni. Basta vedere a Padova, non da adesso, io parlo del territorio padovano che conosco meglio, ma credo che sia in tutto il Veneto, ma questo non da oggi, da anni. Le multinazionali hanno acquistato tutti i laboratori privati che ci sono a Padova, erano privati, c'erano dei singoli, le multinazionali hanno comprato tutto, quindi vuol dire che c'è un progetto, no? Che però non è solo Veneto. Noi adesso, per carità, noi abbiamo il Veneto che è una delle regioni che funziona meglio in Italia, perché se vado a vedere insomma, altre regioni come per esempio la mia Calabria, insomma, non è che si può dire che sono allo stesso livello, e anche regioni a statuto speciale non sono allo stesso livello, tanto per dire che non è soltanto una questione di fondi, no? Perché la Sicilia è a statuto speciale, quindi ha dei privilegi che altre regioni non hanno, però se devo confrontare la Sicilia regione a statuto speciale con il Veneto che non è a statuto speciale o con Trentino Alto Adige che ha statuto speciale, si vede che c'è una netta differenza, quindi non è soltanto un discorso legato di per sé ai fondi, no? Ma c'è anche un discorso molto più ampio e culturale soprattutto, perché vede, si diceva i nostri medici non ci sono qui perché sono all'estero oppure sono impiegati in attività privata, quindi voglio dire, però il numero di medici c'è, però non è attrattivo il sistema sanitario nazionale. Allora cosa ha fatto la Calabria? La Calabria si è messo d'accordo con il governo di Cuba e ci sono medici cubani che lavorano nelle strutture ospedaliere della Calabria. Cosa intende fare adesso il governo? Far arrivare degli infermieri indiani. Perché? Perché evidentemente nei loro paesi, a Cuba e in India, sono meno valorizzati che in Italia.
Però non è questo il sistema, no, di riempire i buchi e la mancanza di personale, perché questo peggiora la situazione, peggiora molto la situazione, anche perché il nostro primo compito è quello dell'ascolto del paziente, quello della comunicazione. Al di là del fatto della preparazione di studi diversi, questo non entro nel merito, ma il fatto di poter capire è fondamentale, la comunicazione e l'ascolto. Ma se mi vengono dei medici di altro paese che neanche conoscono l'italiano, o degli infermieri indiani che neanche conoscono, voglio dire, io ho trovato le mie difficoltà all'inizio nel Veneto, perché insomma si parla anche, no, la lingua veneta, allora quando mi si diceva insomma di alcuni termini, come tipo per esempio dottore ho dolore alla pupola, la pupola, insomma vai a capire cos'è, poi dopo insomma si capisce. Ecco, sono problemi che si aggiungono, non che si risolvono, ma per dire come vede, la politica negli anni è stata sempre cieca, muta e sorda, perché queste cose, come giustamente ha detto lei, come dice Barutta, come dico io, sono anni che le gridiamo, non che le diciamo sottovoce, ma che le gridiamo. Poi è vero, abbiamo anche le nostre responsabilità, io parlo anche per quello che è la mia attività, diciamo, in termini sindacali. Noi medici non siamo abituati a vedere, noi siamo abituati a lavorare, non guardiamo neanche non capiamo neanche come è fatto lo stipendio, voglio dire, se tu chiedi a un medico le voci stipendiali neanche li conosce, perché non guardiamo neanche l'orologio. E per cui questo però ci rende più deboli, perché non abbiamo, quando noi facciamo un'assemblea sindacale in ospedale, e sono 4 gatti. Cioè perché? Perché noi pensiamo ai pazienti giustamente e gli altri però se ne approfittano. E noi siamo poi divisi al nostro interno. Lei pensi che in ospedale abbiamo sindacati degli ortopedici, degli anestesisti, poi per non dire anche poi i medici di medicina generale, questa come dire, parcellizzazione ci rende molto più fragili e molto più deboli. Però questa è colpa nostra, non è che ce la possiamo prendere con il governo. Quindi dobbiamo anche saperci guardare allo specchio, però sta di fatto che noi siamo quasi a un punto di non ritorno, perché vede, nel momento in cui arrivano i privati e la gente si apre alla cultura del privato, è un guaio, perché noi lasciamo poi a casa chi non ha soldi. Lei accennava all'America, l'aziendalizzazione è figlia della mentalità americana, ma lì però c'è un altro sistema, loro sono chiari, trasparenti, dicono guarda tu devi curarti, devi farti l'assicurazione. Da noi invece si finge che c'è un sistema sanitario nazionale, paghiamo un sacco di tasse e poi dopo devo andare privatamente per avere una visita. Insomma, questa è una presa in giro, cioè non va bene questo. O mi parli chiaramente, mi diminuisci le tasse, perché in America si pagano meno tasse, e allora diciamo un sistema diverso, ma altrimenti non è così. Il sistema sanitario nazionale va difeso, ma non va difeso così per ideologia, ma per la gente che non ha possibilità di curarsi. Il sistema nazionale deve essere egualitario per tutti, deve offrire le prestazioni uguali per tutti. Se poi dopo uno vuole qualcosa di più, vuole qualcosa di diverso, ebbene quello se lo paga, però io devo avere l'essenziale per tutti quanti, devo offrire, non si può. In Calabria c'è la cultura, parlo della Calabria perché che conosco, ma anche probabilmente altre regioni, c'è la cultura proprio del privato, perché il pubblico non funziona male, e allora uno va sul privato. Deve funzionare male. Mentre da noi l'acuto ancora, come dire, noi diamo una risposta, se tu hai un sospetto infarto vai in ospedale, vieni curato, ma sul cronico però no, sul cronico stiamo perdendo molto terreno, per non dire poi le persone fragili, le persone sole, le persone che hanno bisogno della casa di riposo, della residenza sanitaria assistita. Guardi che si spende molto, una famiglia per una casa di riposo, a parte quello che spende la regione, quello che spende il comune, quello che è la pensione del soggetto, poi c'è la residenzialità, per cui diventa veramente un problema per chi non ha capacità e possibilità economiche, e noi non possiamo permetterlo.
non possiamo permetterlo. E quindi questo discorso dell'aziendalizzazione va rivisto in toto, come va rivisto anche, secondo me, il discorso del contratto, che deve essere, a mio parere, unico per i medici che lavorano all'interno del sistema sanitario nazionale. Certamente. Credo che abbiamo toccato il cuore del problema, ma soprattutto quello che lei ha sollevato è la questione migranti. Abbiamo i migranti in medicina, ma diciamo che la qualità e la scienza che hanno acquisito, senza offendere Cuba, ma certamente i cubani non hanno l'Università di Padova, non hanno l'Università di Milano, non hanno l'Università di Roma e tutte le altre grandi università dove la scienza si pratica e si impara bene. Gli altri naturalmente possono fare quello che la loro nazione, la loro cultura gli può dare, ma non possono essere a livello degli studenti che noi alleviamo nelle nostre città e soprattutto in Europa. Quindi Luca Barutta, a lei un commento sul futuro di questa migrazione, che per carità dobbiamo aver fiducia dei medici anche che vengono dall'estero, ma è una soluzione positiva o una soluzione in senso negativo rispetto alla media della cultura medica italiana? Allora, io non conosco qual è la preparazione dei colleghi che lavorano in Calabria e che vengono da Cuba. Diciamo che fondamentalmente la preparazione medica è ormai, direi, quasi standardizzata a livello mondiale. Dire che sono più o meno bravi sarebbe un po' una forzatura nelle cose. Non è tanto il problema se vengono i cubani o se vengono gli indiani nelle cose. Il problema è, come sollevava, come riescono ad relazionarsi con la popolazione, con il paziente. La difficoltà è capire cosa intende il paziente, che spesso e volentieri si avvale, anche se ormai l'italiano è diffuso da molti anni, perché quando ero piccolo io la lingua ufficiale per me era il veneto, mica l'italiano. Adesso moltissimi parlano, quasi tutti parlano italiano, però il paziente che arriva in ospedale, quando ha un problema da raccontare, lo racconta nella sua lingua, che è il dialetto. Se io non la conosco, se io ho difficoltà, la parola che ha citato prima il professor Avruscio, io l'ho capita, ma un altro che non è veneto e che non è forse dell'entourage patavino non la comprende. Certo. Io che vengo da Belluno, se mi arriva un paziente e lavoro all'ospedale di Belluno, se mi arriva un paziente, per fare un esempio, dall'ospedale di Agordo, quindi che parla una lingua più vicina al ladino, io non ci capisco niente. E non ci capisco qualcosa adesso, ma all'inizio non ci capivo niente. Quindi cosa voglio dire? Sì, noi possiamo avere lo sbocco ma avremo delle difficoltà nell'inserimento di questi colleghi, e potranno essere anche bravissimi, su questo non c'è dubbio. Il problema è che nella nostra professione il contatto non è una macchina che parla un unico linguaggio, il contatto è un uomo che parla la lingua che sa, e il medico deve capirla, conoscerla e comprendere le sfumature, perché in quelle sfumature si nasconde la possibilità di fare diagnosi. Se no, tanto vale, adesso c'è l'intelligenza artificiale, ci affidiamo a loro e il problema è risolto. Non è così, purtroppo. Ma abbiamo quindi anche pensare che arrivino degli cosi può essere utile per, mi passi il termine, tappare i buchi. Sì. Ma dovrebbe essere già in previsione di come faccio a ristrutturare la parete, sì, in modo da ritornare ad avere quello che fu un fiore all'occhiello di questa nazione. Ricordo che negli anni passati l'Italia era seconda dopo la Francia nel novero del miglior assistenza sanitaria mondiale. Ma allora c'è una contraddizione. Se noi selezioniamo gli studenti per qualificare il livello culturale del futuro medico
e poi andiamo a prendere i medici diciamo cubani, poi se passeranno magari di qualche altro paese, senza offendere nessuno, forse c'è qualcosa che non funziona in questo sistema, cioè è una forma di castrazione. Direi di no. Direi non c'è un problema che non funziona nel sistema di scelta, c'è un problema che non funziona nell'organizzazione del nostro. Mi scusi, scelta nel senso che è una scelta politica. Allora, io seleziono gli italiani che sono predisposti e hanno voglia di fare questo mestiere e li seleziono secondo un criterio inesistente, perché non possiamo dire che quello che viene applicato ha basi scientifiche. Però alla fine, siccome sono preso per il collo, chiamo un cubano che per carità sarà anche forse bravissimo, perché anche loro hanno le qualità basse e le qualità molto elevate, ma sicuramente non è un sistema. Io metto un sistema italiano uno contro l'altro, quindi mi contraddico a livello di soluzione. E allora poi c'è un altro aspetto, non solo della selezione, ma c'è anche l'aspetto di qual è l'imprinting, e più che l'imprinting, diciamo, l'effetto placebo, che è una sorta di medicina, correggetemi se sbaglio, psicologica. Se io curo e ho un rapporto, diciamo, positivo col paziente, il paziente è predisposto a guarire meglio. Quella medicina che io gli consiglio di prendere avrà un 10, 20, addirittura, io ho letto, 30% di effetto positivo, non tanto perché la medicina sia diversa, ma perché il cervello del paziente l'accetta più volentieri e quindi c'è tutto un meccanismo biologico, perché l'intelligenza sono fenomeni biologici, non lasciamo stare l'anima, lasciamola a quelli che credono al sovrannaturale, ma allora accetta più volentieri quella medicina e guarisce volentieri anche prima. Se manca questo imprinting, questa capacità di condividere il positivo della medicina, allora avremo anche risultati più bassi. Prego. Sì, è verissimo questo, nel senso che nel momento in cui io ho un rapporto con il paziente e si instaura un rapporto di fiducia, che è quello che noi cerchiamo ogni volta nel corso, vuol dire che trasmettiamo anche la metodologia, non dico di guarigione, ma di cura, e viene presa in considerazione in maniera molto più seria e più seguita dal paziente. Se invece non c'è questa vicinanza, la cosa che tanto non sa niente, vado da un altro, e il passaggio peregrinare in questa maniera si perde tempo e si perdono anche le possibilità di trovare una giusta collocazione. Questo è verissimo. Questa è verissima nel momento in cui noi veniamo, come dire, e qua entriamo in un aspetto che è della mancanza di organizzazione dell'attuale nostro servizio, è che per fare questo ci vuole tempo, per dialogare col paziente ci vuole tempo, e invece la mentalità di tipo aziendalistico, il tempo non c'è più. Tu devi vedere un numero di persone X stabilito, non quello che tu puoi vedere in maniera corretta e nel tempo dedicato, perché io posso vedere un paziente, vederlo in 2 minuti, 10 minuti, e un paziente che mi serve un'ora mi è insufficiente. Se devo trasmettere quello che la mia coscienza di scienza medica mi imporrebbe e mi impone di trasmettere. Riesce a trasferirlo al paziente e certo, lui se ne perché giova. Il paziente ha bisogno di essere informato. Certo. E nell'informazione trova i suggerimenti per la sua cura e le indicazioni per la sua via. Se io non faccio questo, non sto dando la corretta indicazione al paziente stesso. E per me, secondo me, questo è uno dei più gravi danni che noi possiamo fare nel voler fare l'aziendalizzazione e quindi dire io ho un paziente lo devo vedere in 5 minuti. D'altra parte, se io a lei viene da me e dopo la visito tenendo un cronometro, perché fuori ho altrettante persone che posso vedere ogni 10 minuti, qual è la sua pensiero? Sì. Che lei è una macchina? Che è un coso? Cioè, ritorniamo al film Tempi moderni di Charlie Chaplin. Sì, esatto. Questa è la cosa. Ma quello che va
a perdersi è la qualità del servizio che noi possiamo dare, e nella qualità ci sta l'efficienza, ci sta anche tutto. Certo, quindi il rapporto umano è uno dei percorsi fondamentali per portare il paziente alla guarigione. Allora, Avruscio, lascerei a lei una conclusione. Poi naturalmente il tema è molto complesso, torneremo prossimamente sullo stesso, perché chiaramente le sorprese della politica ci aiutano ogni giorno a gestire questa trasmissione. Prego. Intanto grazie per l'invito a questa trasmissione, perché ci rende la possibilità anche di spiegare a chi ascolta un po' di meccanismi, no? Di andare un po' più in profondità a questo che è il tema più delicato di tutti, perché insomma ci riguarda tutti, medici, infermieri. Io come sempre dico, il problema non è dei medici e degli infermieri, perché io non conosco un solo medico o un infermiere che sia disoccupato. Il problema riguarda tutti noi quando abbiamo un bisogno di salute. Quello che si diceva sull'aziendalizzazione nel corso del tempo, tanto per far capire un po' meglio, questo rapporto che è fondamentale per noi medici, che è il rapporto medico-paziente, è la base, è la costituzione, l'essenza del nostro lavoro. Si è andato a trasformare in un rapporto paziente-azienda. Quello che diceva il dottor Barutta, che è vero, faccio un esempio, no? Noi sappiamo la differenza che c'è fra il fast food e lo slow food, no? Cioè, fast food sono quelle quando tu invece ti siedi, scegli anche il cibo, eccetera. Allora, per noi fondamentale per il nostro lavoro è l'ascolto, è la slow medicine, cioè il fatto che tu quando ti trovi con una persona, noi non è che siamo un prestazionificio, non è che siamo ridotti a fare noi siamo valutati per fare tutte prestazioni al giorno, al mese, all'anno, perché è facile da misurare, no? Se io sono angiologo, mettiamo che riuscissi a fare in una giornata, esagero, 1000 eco color Doppler. Caspita, che bravo, 1000 eco color Doppler. Ma se io 990 di quegli eco color Doppler che faccio sono inutili, perché sono fatti e non si dovrebbero fare, perché sono inutili, io cosa ho fatto della mia vita? Ho fatto prestazioni numeri, ho fatto spendere alla sanità e l'ho fatta a persone a cui non servivano e ho preso il posto a persone che invece ne avevano realmente bisogno. Bisogna cambiare proprio mentalità e cultura. L'azienda, io capisco che l'azienda nasce perché una volta si spendeva e si spandeva, basta pensare alla sanità del Veneto, un ospedale ogni 3 km, uno fotocopia dell'altro. E ci ha ridotto male, perché non è possibile, no? Quindi doveva essere posto un rimedio, ma non si può passare da un eccesso all'altro. Bisogna partire dalle esigenze, dal bisogno di salute delle persone, costruire dei progetti, dei percorsi che si chiamano diagnostico-terapeutici per qualsiasi patologia, prendere in carico il paziente, non che il paziente deve girare, ruotare intorno all'organizzazione per sapere dove andare, se ha questo problema o quest'altro, ma dobbiamo costruire questo percorso intorno al paziente. La modalità c'è, i modi ci sono, non è che bisogna spendere chissà cosa, però i modi ci sono, basta volerlo, c'è la volontà politica di volerlo, altrimenti andiamo sempre a tappare i buchi, e come si dice in Veneto spesso, come si dice che è peggio del... Il peggio del secondo sbrego. Ecco, bravi, io non so dirlo bene, però insomma il concetto è questo. Sì. Per cui io credo che sia... noi ci mettiamo tutta la nostra passione, tutto il nostro tempo, tutta la nostra voglia, però deve esserci anche sia dalla parte della gente, dalla parte dei nostri colleghi, ecco, questo senso, diciamo, di appartenenza. Dobbiamo essere tutti insieme a gridarlo e a volerlo. Certo. Io spero che non si arrivi allo sciopero, che in qualche modo si ricucisca, che il governo chiama le parti sociali, lo spero.
però ripeto, purtroppo il disagio si verificherà, però quale alternativa abbiamo? Ecco, questo è un punto di domanda, che quale alternativa abbiamo? Cambiare i politici. Allora, Barutta, per fare un cambiamento della sanità non è una cosa istantanea, anche se ci fosse la persona più disponibile a fare tutto il possibile, perché ci vogliono anni. Quindi più tardi si parte e più il disastro si avvicina. Di conseguenza bisogna partire subito in questa direzione e soprattutto avere un progetto, perché io in questo progetto devo già pensare a chi metterò dentro delle nuove generazioni che magari si sono appena laureati, devono ancora specializzarsi, c'è un tempo di maturazione del personale che poi andrà a coprire quegli spazi che sono necessari per poter far funzionare la sanità. Prego, Barutta. Sì, è verissimo, non si può pensare che ci sia una bacchetta magica che con un colpo risolva il problema. Però c'è un percorso che dovrebbe essere intrapreso, ovviamente non da noi, non dal medico, non dal singolo ospedale, ma dalla politica. Questo percorso si può calcolarlo in questi termini. Recentemente il primo ministro ha sostenuto che siamo ai record di tetto di spesa per la sanità pubblica, per il Servizio Sanitario Nazionale, 136 miliardi l'anno. Però non si è ricordata a dire che 40 miliardi di euro l'anno vengono spesi out pocket, cioè di tasca propria, dai cittadini. Quindi se i privati pagano di tasca propria un terzo della somma totale. Esattamente, quindi cosa vuol dire? Se noi manteniamo questa situazione di basso finanziamento del servizio sanitario, ci troviamo come dire: io sto nutrendo una persona, facendo questo esempio, con molte meno calorie di cui avrebbe bisogno. La conseguenza è il dimagrimento fino al decesso. Quindi per poter partire e avere una soluzione, trovare una soluzione, dovremmo pensare di trovare il modo di trasferire quei 40 miliardi nel servizio sanitario pubblico, non pagato fuori da parte del privato. Questa sarebbe la prima, a mio avviso, forma di reattività. Non credo che possa essere fatto domani, però non possiamo neanche pensare di incrementare e di trovare una soluzione subfinanziando in questa maniera il servizio sanitario. Quello che viene finanziato quest'anno, che è il motivo per cui si va allo sciopero, che è il motivo per cui si va alla protesta, è una piccolissima parte di un qualcosa che non trova neanche nessuna soluzione se non quello di dire poteva anche farne a meno, perché tanto siamo in fase terminale. Se intendono fare questo passaggio e voler salvare il servizio sanitario pubblico, dovranno pensare quest'anno una quota e negli anni prossimi arrivare a quel livello, oppure dovranno dirci, ma quindi qua c'è l'aspetto della correttezza, dirci: noi non abbiamo più nessun interesse di mantenere in piedi questo servizio, arrangiatevi, trovatevi un'assicurazione, fate quello che volete, ma lo Stato italiano ha deciso la debacche per quanto riguarda il servizio sanitario. Questa è la cosa. Quindi, tornando all'aspetto, se viene finanziato abbiamo la possibilità di attrarre. Se non viene finanziato abbiamo solo la possibilità non solo di chiudere la periferia, ma di chiudere anche il centro, intendendo dire anche gli ospedali più importanti, perché una cosa. E quindi vuol dire che l'utenza il cittadino è lasciato a se stesso. Quindi la sanità sta andando a rovescio perché non viene gestita,
il cittadino in futuro, se dovesse andare in questa direzione, già paga il 30% in più, con già detratte le trattenute che fanno dagli stipendi, piuttosto che quelli che sono i contributi che si pagano per la sanità, di conseguenza aumenterebbe ulteriormente, ma sempre a vantaggio dei privati, perché poi alla fine a cui prodest, se sempre il vecchio detto di Cicerone, a chi giova questa situazione? E allora è l'unica maniera per trovare il punto di partenza, giova ai privati. E i privati, allora, io ho constatato almeno in 4 casi, che quando c'è una malattia anche di basso livello, per esempio un problema alla vescica, la tirano talmente lunga che invece di risolvere il problema in 1 mese ci mettono anche 4 mesi, facendo soffrire il paziente. Perché? Perché più lunga è la malattia, più guadagnano. E ne abbiamo avuto in parte un esempio anche col Covid. Che poi ci fosse necessario un vaccino, non c'è dubbio, però diciamo che abbiamo comprato più vaccini di quanti abitanti c'erano sul pianeta, li abbiamo pagati, poi li abbiamo regalati scaduti, perché abbiamo fatto anche l'atto di regalare all'Africa vaccini che dovevano essere tenuti a 70 gradi sotto zero, li abbiamo regalati agli africani che non hanno neanche i frigoriferi. No, però abbiamo fatto, ecco, questa è la sanità. Allora credo che ci sia una cosa fondamentale, il controllo. Io prendo come esempio, non che la Svizzera sia una nazione perfetta, ha i suoi difetti anche lei, però quando prendono una decisione fanno un referendum, anche per le cretinate più grandi di questo mondo. La Svizzera fa dai 4 ai 5 referendum all'anno, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Cioè se c'è da fare una strada, un ponte, eccetera, si chiama la gente e si dice è necessario farlo. Allora l'attenzione delle persone non passa attraverso la comunicazione, il classico giornale che ti racconta tutto e non ti racconta mai niente, ma passa attraverso la visione diretta della realtà coi cittadini, e quando viene fatta quell'opera d'arte, quell'opera piuttosto che altre cose, il politico che l'ha proposto paga pegno. Invece noi stiamo progettando il ponte di Messina per la 100ª volta, ci costerà una cifra anche se non viene costruito, perché comunque è andata così anche nelle versioni precedenti, però non riusciamo ad affrontare i veri problemi che in questo caso toccano tutti, cioè la sanità pubblica, che è il fondamento ed era il gioiello a livello mondiale. L'Italia era un gioiello, sanità pubblica. Gli americani si vergognavano di fronte a noi. In America se non hai l'assicurazione muori, non c'è nessun ospedale che ti ospita, o paghi tu o paga l'assicurazione, se no non ti ricevono neanche dentro l'ospedale. Stai a casa e crepi. Questa è la sanità americana, tant'è che a suo tempo ci fu un diverbio tra Cuba e, sempre per restare nel mondo della Cuba, e gli Stati Uniti, dove Cuba diceva noi abbiamo una sanità, pur essendo poveri, abbiamo una sanità migliore di quella americana, perché andiamo come quella italiana, andiamo a affrontare le malattie anche dei poveri e non vediamo soltanto l'aspetto economico. Ed è questo il giuramento di Ippocrate, mi pare, no? Ecco, grazie del vostro intervento. Grazie a voi. Certo, grazie al professor Giampiero Avruscio e al dottor Luca Baruta, grazie per essere stati con noi e per averci spiegato e raccontato anche quelle che sono le problematiche e soprattutto appunto come si vive all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Ricordiamo peraltro che di sanità ce ne sarà sempre più bisogno in una società che invecchia sempre di più, quindi ci sarà anche da, come dire, aggiustare il tiro per quelle che saranno le patologie di domani e di dopodomani in una società che sta cambiando e che cambia rapidamente. Grazie per essere stati con noi. Per i telespettatori invece andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo e continuiamo a parlare purtroppo ancora di, come dire, di situazioni difficili e di, chiamiamole malattie, perché parliamo di un'altra grande malata e perché parliamo di Venezia, che in questi giorni sta affrontando la visita della Commissione UNESCO, potrebbe entrare nella blacklist dei siti UNESCO
UNESCO a rischio, cosa che peraltro chiedono le stesse associazioni dei cittadini veneziani, e dicono meglio una blacklist piuttosto che in mano a questa politica, ma ne parliamo tra poco.